Buonasera a tutti e buonasera cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Per quanti non mi conoscono, io sono Hildegarda e questo è il mio canale YouTube ed è la diretta del venerdì alle 21:30. Ricordo tra l'altro che il venerdì è anche il giorno delle pulizie, dunque per chi non conoscesse questa cosa, le pulizie può sembrare una cosa, vabbè, perché la Hilde viene a dirci che fa pulizie il venerdì, perché si tratta di pulizie energetiche che vengono effettuate tramite alcuni protocolli di riallineamento e riequilibrio, dunque è il giorno delle pulizie che il Marietto ed io appunto dedichiamo a queste pratiche di riequilibrio per le persone che si sono affidate a noi. Dunque alla fine di questa diretta il mio lavoro continuerà. Bene, intanto siamo qui con l'appuntamento che chiude le dirette della settimana, dunque vi ricordo appunto come impostare la vostra domanda, mettete sempre il vostro nome e la vostra data di nascita, mettete anche una domanda formulata in modo chiaro e poi il nome e la data di nascita eventualmente della persona su cui desiderate che io controlli o che vi risponda. Dunque questo è in generale. Dunque nome e data di nascita vostra, una domanda formulata in modo chiaro, senza doppie opzioni, perché è la domanda la chiave di interpretazione della risposta che è offerta dalle sibille e dunque mi raccomando, questo è importante. Poi se mi chiedete di controllare su voi stessi basterà così, ma se nella domanda è coinvolta una seconda persona dovete mettermi il nome e la data di nascita di questa persona. Bene, penso che questo sia chiaro. Durante la settimana, in ogni caso, abbiamo altri appuntamenti con le sibille. Ricordo che tutte le sere il Marietto Veneziano, intorno alle 18:30, sul suo canale YouTube, esegue sempre una diretta gratuita di circa di mezz'ora di tempo. Dunque, approfittate anche della sua disponibilità. Vi ricordo inoltre che per quanto riguarda la sottoscritta, gli appuntamenti della settimana sono il lunedì e il venerdì alle 21:30 sul mio canale YouTube e il mercoledì sera insieme al Marietto Veneziano sul suo canale YouTube alle 21. Bene, anche questo è stato detto, posso mettere una spunta e passare al prossimo argomento. Poi abbiamo anche i gruppi Facebook, dunque ci trovate ogni giorno su i casti sacerdotali e poi l'altro gruppo che si chiama Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo. Dunque anche qui siamo presenti ogni giorno con link, con circuiti radionici e altre curiosità, altre cose interessanti. A proposito di circuiti radionici, tra l'altro il sito ilcapitano.altervista potrete appunto attingere e ottenere circuiti che fino a qualche tempo fa erano esclusivamente a pagamento, dunque diciamo che è un bel contributo, un bel aiuto per quanti desiderano iniziare a fare qualcosa di attivo per migliorare la propria vita. Inoltre sempre sul sito, ovviamente vi invito a visitare tutte le varie sezioni perché sono molti i posti del sito dove troverete materiale gratuito, anche diverso dalla radionica, troverete anche la sezione shop dove sono elencati tutti i servizi a pagamento che il Marietto Veneziano e io offriamo. Bene, direi di cominciare con i saluti. Buonasera dunque Chiara, buonasera Nella, buonasera Pupa, buonasera Pierluca, buonasera Barbara, buonasera Rita, buonasera Iose, buonasera Anna Maria, buonasera Maurizio Antonio. Perfetto, benissimo. Allora io andrei subito a rispondere alle domande, cominciando da Nella. Allora, volevo sapere gentilmente se Raffaele mi ricontatta lui, 26 settembre 70, Nella invece il 15 febbraio 74, grazie mille. Benissimo, cominciamo dunque. Oh, buonasera al Marietto. Passi con la testa, è qui. Va bene. Allora, buonasera anche a Axel, grazie per essere qui con noi questa sera. Dunque,
Ritorniamo a Nella, mi concentro su di lei e vediamo se Raffaele la ricontatta. Allora, Raffaele 26 settembre del 70 e Nella 15 febbraio 74. Oh, benissimo. Mm. Beh, il taglio non è esattamente incoraggiante. Sembra che si stiano creando un po' di tensioni. Cerchiamo di capire meglio. Allora, a vederle così non direi, e non direi tanto presto. L'esito comunque lascia un margine di speranza, ma devo dirti che per lungo tempo sembra proprio che si farà molto sospirare e desiderare. Vedi, nella prima linea si capisce che è nato qualcosa, che c'è stato qualche incontro fra voi due, però al presente non sembra molto intenzionato, sembra aver assunto un atteggiamento distaccato. Ehm, Nonostante lui sicuramente ha un'opinione di te, di una persona che si dà molto da fare, però non è, vedi, non sembra intenzionato attualmente. Nel prossimo periodo poi ancora di meno, perché vedi che c'è la carta dei sospiri, della gelosia, dunque questa cosa si dilaterà, si ritarderà, non mi sembra molto intenzionato a dirla tutta. Poi sembra anche comparire nel prossimo periodo una ragazza più giovane, vedi qua. E dunque magari avrà il pensiero, ma il pensiero non è l'azione, dunque io non vedo questa cosa realizzarsi tanto presto. Forse, e dico forse, c'è una speranza comunque nell'esito, ma anche qui lui sembra che prima debba chiudere una pregressa situazione o qualche altra situazione, magari si sviluppa nel tempo, e soltanto dopo, quando comincerà a ripensare che magari ha sprecato un'opportunità, è possibile che si faccia magari avanti, ma la vedo come una possibilità così, veramente al momento con la situazione attuale un po' remota, dunque non lo vedo tanto intenzionato a farlo. Andiamo avanti, rispondiamo alla prossima domanda che è di Pupa Giuseppina, 22 febbraio 87, lui Camil, 7 aprile 95. Vorrei chiedere che sentimenti ha lui per me. Vediamo un po'. Allora, Sibille, ditemi i sentimenti di Camil, 7 aprile 95, nei confronti di Giuseppina, 22 febbraio 87. Grazie. Andiamo subito. È attratto molto attratto fisicamente da te. Vediamo un po'. Però cos'altro raccontano le sibille nella stesura? Allora, ma lui per caso ha vicino un'altra ragazza? Perché a me sembra che comunque, nonostante il corteggiamento o l'interessamento che possa aver manifestato nei tuoi confronti, abbia già una figura, una presenza, una ragazza più giovane. Dunque, sai, lui la tiene d'occhio questa possibilità, non è che, diciamo, ti tiene sott'occhio. Sta ancora studiando se cogliere o meno l'occasione, però
non sono tanto dell'idea, a vedere queste carte, di dirti che, effettivamente ha degli interessamenti, particolarmente nobili. Sembra piuttosto morbosamente attratto da te o interessato a te, come se ti tenesse d'occhio o viceversa si sente particolarmente tenuto d'occhio. In ogni caso vedi che ci sono sospiri a malato ladro, tenderà a scappare, tenderà a darsi alla fuga o comunque a interessarsi poi a qualcun altro. Infatti vedi che a meno che non stia, invece soffrendo perché tu avrai qualcun altro accanto, diciamo che è possibile che lui si riavvicini a un'altra persona, pur continuando a pensarti, mh. L'esito poi, Imeneo, fedeltà sono sicuramente carte molto positive, e evidentemente lui ha comunque, come ti ho detto fin da subito, un'attrazione. Però poi credo proprio che, non saprà bene come gestire la cosa ed è possibile che rifiuti comunque, alla fine vedi, rifiuterà, il rapporto o di proseguire il rapporto anche solo di amicizia, mh. Beh, è un po' secondo me sotto pressione, in ogni caso o si sente sorvegliato a vista, non necessariamente da te, magari da questa persona che ha, e allora non si smolla, oppure, l'interesse iniziale, che è un'opportunità a cui lui comunque guarda, invece poi si trasforma in un allontanamento. Va bene, andiamo alla prossima domanda e vediamo la domanda di Barbara. Volevo sapere se Daniele 9 agosto 78 tornerà da me. Barbara è 4 dicembre 82. Va bene, vediamo. Allora, Sibille, ditemi per favore se Daniele, nato il 9 agosto 78, tornerà da Barbara, nata il 4 dicembre 82. Grazie. Mh. È molto combattuto, ma sembra che sia ancora arrabbiato, pur provando nostalgia, eh. Mhmm, ma questa sera mi dispiace, mi sembra di dover dare solo brutte notizie, ma non lo vedo tornare, mi dispiace. Non lo vedo tornare da te. Io penso che qualche cosa che lui viene a sapere gli procura un dispiacere, ma vedo anche che comunque, sta cercando di guardare verso nuovi orizzonti, di creare nuove opportunità, ma non con te. È un po' come se lui stesse calcolando, valutando se quantomeno mantenere un'amicizia, però sai, lo vedo proprio bloccato. Ed è probabile che invece, lui, per via di una serie di sofferenze si stia avvicinando a un'amica, che lui ha. In ogni caso anche qui nel passato già vedi che c'è qualcosa, o lui ha sofferto per via del ritorno di qualche avance di un ex nei tuoi confronti, oppure viceversa è lui che, ha cambiato atteggiamento, verso di te, che non è molto chiaro dalla prima linea. Si vede soltanto che c'è un ex e si vede soltanto che
si è intrufolata una terza persona. Dunque io, con la linea del presente in questo momento non lo vedo, dell'idea di ritornare. È possibile anzi che, eventualmente qualche vostro scambio telefonico, qualche messaggio lo infastidisca di più, lo faccia soffrire di più e che dunque magari valuti di mantenere un'amicizia, ma lo vedo anche bloccato lì, come se non riuscisse a gioire di qualcosa, no? È confuso, forse c'è anche qualcuno che parla, c'è qualcuno che magari dice delle cose, non lo sostiene veramente, non lo aiuta. E poi vedi che comunque stanza, morte, è la fine degli incontri, proprio questi vanno a chiudersi. E compare questa donna maritata, dunque, sai, il fatto è che non mi sembra proprio che tornerà da te. Mm, C'è di mezzo qualcosa o qualcuno, dunque non lo so, non mi sembra. Vedi, anche queste sono carte di rivalità, vedi la presenza di una nemica, c'è già qualcun'altra che gira intorno a lui. Non lo vedo tornare, mi dispiace, non ci sono carte che mi facciano dire che tornerà, almeno non nel prossimo periodo. Allora, andiamo avanti. Rita. Allora, vediamo se Francesco torna da Maria, in realtà, perché poi il nome giusto è Maria. Allora, vediamo se ci sarà un ritorno da parte di Francesco, 25 novembre, scusate, 25 novembre 74, Maria, 12 dicembre 80. Allora, vediamo, Francesco, 25 novembre 74, Sibille diteci se Francesco torna da Maria, 12 12 80. Grazie. Allora, visto che dopo c'è in ordine Mario, che vuole sapere per il lavoro, però Mario, fammi una domanda, perché lavoro è solo un sostantivo, la domanda è completa, dunque soggetto, verbo, complemento oggetto, un po' di, perché lavoro è troppo generico, non so cosa ti devo dire. Per favore articola, mentre io rispondo a Maria, cogli l'occasione di articolare meglio la domanda, ti ringrazio. Una domanda formulata in modo chiaro, dico sempre, dunque per cortesia impegnati un pochino, grazie, così potrò risponderti. Allora, intanto torno a Rita e vediamo se Francesco, 25 novembre 74, torna da Maria, 12 12 80, grazie mille. Francesco torna da Maria. Grazie. Ok, sono pronte. Finalmente uno spiraglio. Tra tutti questi ritorni forse qualcuno si decide un po'. Allora, come vedi, sembra un cambiamento verso un nuovo inizio, un venirti incontro di nuovo. Dunque diciamo che sembra un po' più positivo il taglio. Allora, dunque Maria, abbiamo Maria e Francesco. Allora Maria, morte, falsità, allegria, sospiri, superbia. Allora, io vedo nella linea del passato che ti ha mentito o ha taciuto su qualcosa che stava avvenendo e che lo ha fatto allontanare. In ogni caso potrebbe essersi allontanato
o per questioni di orgoglio e dunque non vi siete capiti, avete cominciato a discutere, vi siete allontanati come se foste diventati due rivali piuttosto che collaborare insieme, dunque si è persa l'armonia, oppure comunque a dare una manina a questo allontanamento può essere stato l'arrivo di altre persone, ma non le vedo, vedi, queste sono rivalità, concorrenti, persone che ci spingono ad avere atteggiamenti non, non positivi e dunque che ci mettono magari in cattiva luce. C'è qualcosa, ok, che già ha perso l'armonia nel passato e vedi che in questo momento lui ha la testa altrove perché potrebbe proprio indicare un'attrazione verso qualche persona eh, molto diversa da te, forse molto diversa anche dal solito, no? Qualcuna o che ha quel sapore esotico oppure di luoghi lontani. In ogni caso, questa cosa ovviamente lo blocca perché è rivolto verso altri orizzonti. Però guarda, amore, conversazione, donna maritata, in ogni caso c'è un qualcosa che può muoversi nel prossimo periodo. Dunque, o qui lui ci dicono che avrà comunque un nuovo incontro e che andrà a incontrare una persona probabilmente o già sposata o separata, comunque una mamma, oppure se, e questo io non lo so perché Maria non me lo ha iscritto, non ho idea se siate ex, nel senso che eravate sposati, avevate figli, non si capisce niente, se venivate da precedenti relazioni, eravate entrambi separati, non è che non si capisce e dunque è difficile anche per me attribuire questo ruolo a qualcuno. Non so se sei tu e non so se è un'altra persona, dunque è chiaro che però questa carta parla sempre un po' di occasioni un po' così, improvvise, dunque o per caso vi troverete a parlare di nuovo e si riaprirà un dialogo, oppure questo dialogo invece riguarda un'altra persona. In tal caso, in futuro comunque comincerà ad avere nostalgia, dunque o la nostalgia di te o la nostalgia di una persona che ha amato nel passato. Dunque io non, come dire, c'è qualche movimento però, perché anche il bambino in ogni caso mi parla di un nuovo inizio. Dunque le cose sono due, o il nuovo inizio lo ha di nuovo verso di te, il che potrebbe anche essere possibile che attraverso un dialogo magari riuscirete a superare delle cose, oppure questo inizio ce lo avrà con un'altra persona, però guarderà ancora una figura del passato, dunque un po', un po' così, non c'è proprio la carta del ritorno, capito? Dunque è difficile riuscire a dartelo al 100% questo evento. Di fatto però non lo escludo perché sono comunque carte favorevoli. Allora, diciamo che ritengo che il suo sentimento ancora ci sia, vedi che c'è la carta della fedeltà e c'è anche il nemico, dunque secondo me lui un po' ti tiene d'occhio, magari non lo dà tanto a vedere, ma ti controlla sui social, controlla l'ultimo accesso al telefono, sai, qualche controllino te lo fa. E secondo me un pensierino, il pensierino di ritornare ce l'ha, di ricostruire l'intimità ce l'ha. Dunque, è chiaro che avendo qualche tassello in più,
cioè sapendo se siete stati sposati, se sposati insieme, non intendo con altre persone, ma anche eventualmente se siete stati sposati con altre persone e in secondo, come dire, in un secondo momento vi siete incontrati, aiuterebbe a mettere a fuoco meglio le cose. Però penso di averti dato le chiavi di interpretazione, tu che sai com'è la situazione dovresti riuscire a capire cosa cercano di dirti le sibille. Bene, andiamo avanti e vediamo la prossima domanda. Allora, c'era Mario che ha scritto: ho in ballo una vendita, riuscirò a portarla a termine? Si concluderà positivamente e prendo la provvigione? Benissimo, vedi che così sì che si fanno le domande. Allora, Mario, 3 aprile 53. Vediamo dunque come andrà questa trattativa per Mario. Sibille, per favore ditemi come andrà la trattativa di Mario, nato il 3 aprile 53. Grazie. Bene, bene Maria, sono contenta che tu abbia capito. Allora, generalmente è una carta che indica proprio colloqui. Le trattative vere e proprie sono affibbiate di più al mercante, però ciò non toglie che sia possibile dialogare con qualcuno e, diciamo, trovare anche forse un accordo, ma vediamo un po' meglio. Allora, io dico sì, Mario. Sì, però dovrai fare attenzione perché cercheranno comunque di giocare un po' sul prezzo, vedi? Ladro, omaggio di preziosi denaro. Dunque attento perché probabilmente, non dico che cercheranno di fregarti, è una bruttissima parola, però diciamo che ci proveranno a rosicchiare qualcosa, dunque attento. Però questa situazione che già ha avuto ostacoli nel passato, in qualche modo, vedi c'è la nemica e la matrice, dunque qualcosa che in ogni caso già ha avuto inizio nel passato, sicuramente qualcosa ehm, che ti appassiona, che comunque tu ami fare, o quest'argomento, questa trattativa è comunque una situazione, ci deve essere stato anche qualche incontro che ha scaturito, lasciato aperto delle porte per il futuro, vedi, a qualcosa di effettivamente positivo. La vera situazione si svilupperà nel prossimo periodo, perché adesso abbiamo ancora qualche cosa, qualche attrito, oppure qualche, devi ancora, come dire, farti valere, ok? Perché la carta del militare ovviamente impone forza, impone determinazione, volontà, ambizione. Dunque, aiutati che il ciel t'aiuta, si direbbe qua, perché in effetti con la carta della fortuna direi proprio che qualche situazione che in ogni caso sembra ancora volubile vada a risolversi. Dunque, ritengo di sì, ma dovrai fare attenzione a qualcosa nell'ambito economico, dunque cerca di chiarire bene tutti gli aspetti, le modalità di pagamento, fai attenzione, ok? Perché qualche tentativo probabilmente o di giocare sul prezzo o sulle dilazioni, o su, vedi perché compare come se fosse in due parti, dunque qualcosa dovrai un pochettino aspettarti, o comunque premunisciti di qualche piano alternativo, perché, o comunque attento, mi raccomando, però vedi, quando lo scoprirai un pochino ti amareggerà, ti dispiacerà. Però alla fine la vedo per te, la vedo anche positiva, tu prendi poi tutto quello che devi prendere. Vedi anche che sicuramente questa situazione, vedi, questa è la vera trattativa, guarda qua, l'offerta e il mercante, dunque il farsi avanti, la trattativa che fa un po' preoccupare, ma alla fine vedi che c'è il Gran Signore, dunque sicuramente o
avrai dalla tua una persona molto corretta, molto che tenderà a proteggerti o comunque indica la tua realizzazione, ok? E abbiamo già visto qui la consonante sorpresa, perciò per quanto mi riguarda, a parte qualche dettaglio su cui dovrai portare attenzione perché magari cercheranno di giocare su qualche cosa ambigua, dunque cerca di eliminare qualsiasi forma di ambiguità, io ti vedo realizzare la tua impresa o comunque la tua trattativa, va bene? Ok, passiamo dunque alla prossima domanda. Abbiamo la domanda di Anna Maria. Buonasera a tutti, intanto saluto tutti i presenti. Vorrei sapere se riuscirò a vendere la mia casa, 13 gennaio del 60. Va bene, vediamo per te Anna Maria. È venuta questa carta, generalmente può avere un significato in base alla carta con la quale si accosta, dunque o positivo o negativo di amplificazione, amplificatorio. Però quando mi cade da sola io so già che c'è una protezione in corso, dunque già è un buon segno, capito? Vediamo comunque Anna Maria e la sua casa, 13 gennaio 1960. Mm, mamma mia, un taglio con la più negativa e la più positiva, va là. Che dire, che probabilmente forse dopo tante situazioni molto difficili, finalmente uno spiraglio. Cerchiamo di capire cosa. Allora, ascolta Anna Maria, ancora non vedo la firma di un accordo o un compromesso o la vendita, però vedo delle situazioni che finalmente si sbloccano perché per lungo tempo la situazione è stata bloccata. Vedi che c'è costanza e prigione, dunque diciamo che o tu ti sei bloccata o la situazione in sé, visto che stiamo guardando la vendita della casa. Dunque, alla fine però, dopo tanto, è arrivata una proposta, ma non era soddisfacente. Secondo me, anche se magari puoi aver preso del tempo per pensarci, o qualcuno che si è proposto poi non era veramente sicuro, insomma, la carta dell'ammalato chiaramente dice che la situazione non era favorevole, lasciava troppi pensieri, troppe preoccupazioni e la necessità di fare bene i conti, dunque niente, infatti vedo che adesso un po' sei preoccupata, sospiri, sei tormentata, forse la preoccupazione è di natura economica, perché hai dei progetti, hai delle cose che vuoi fare con quei soldi della vendita e lo vedo qua che vorresti poterti muovere, desideri fare tante cose. Dunque questa situazione chiaramente un po' ti affligge, però attenzione, io vedo che comunque ladro e omaggio di preziosi conversazione, chiaramente nel prossimo futuro potrebbe indicare che si crea sì una situazione, ma anche qui attenta, ogni volta che c'è il ladro, è chiaro soprattutto per le questioni economiche, ma in tutte le situazioni, quando c'è il ladro c'è sempre qualcosa che si sta muovendo un po' ambiguamente, un po' alle nostre spalle. Dunque, in questa situazione potrebbe indicare che l'offerta che ti faranno, o se ti faranno un'offerta, non sarà esattamente favorevole, o
in qualche modo cercheranno di fare l'affare loro alle tue spalle, c'è un po' una situazione, boh, qualche ostacolo, e non è dato sapere bene cosa, ma sembra che possa manifestarsi ad un incontro, una piccola riunione, magari una delle visite che si farà, alla casa. Dunque attenta anche tu. Nel, prossimo futuro però, perché abbiamo una situazione, con cui chiude la stesa, direi che sarà poi un gran signore, cioè un uomo che possiamo identificare fra i 40 e i 50 anni, un uomo, o un imprenditore, magari ha intenzione di fare un investimento non tanto per viverci, ma così per occuparsi, per investire, per passare del tempo magari, usandolo come piccola struttura ricettiva. Insomma, io vedo un qualcosa, un uomo di questo tipo che potrebbe farsi avanti. E la carta della morte viene comunque a dire che ci sarà un cambiamento, che ti piaccia o no. Quale che sia non ci è dato saperlo, è l'ultima carta con cui chiude la stesa. Dunque sappiamo che qualcosa cambierà e probabilmente potrebbe essere la natura dell'offerta, trattandosi di una domanda sulla vendita della tua casa. Questo lo vedremo, magari in futuro potremmo fare più avanti, riverificare questa cosa, magari quando si sarà fatto avanti questo gran signore. Considera che una stesa generalmente può muoversi in tempi variabili, perché le sibille parlano per argomenti, per eventi e non per tempistiche, però possiamo immaginare che si tratta di qualcosa che avverrà nei prossimi mesi, dunque eventualmente rivedremo più avanti e comunque sono sempre disponibile per consulti privati a pagamento. Non lo dico solo te, lo dico chiaramente a tutti, ricordo appunto che un consulto ha un costo di 20 € e la durata di 45 minuti. Allora, veniamo però all'esito. Dunque, falsità, malinconia, speranza, lettera. Diciamo che la situazione creerà, ci saranno delle ambiguità, delle cose che devono essere chiarite, perché questa poca chiarezza, questa poca trasparenza, dunque ci deve essere qualcosa che non so in quale ambito, magari in qualche documentazione, nelle certificazioni, non lo so che cos'è che non sia proprio tutto chiaro, però è questo forse che crea un po' di difficoltà. In ogni caso non preoccuparti, perché si aprono delle cose positive con l'arrivo di offerte, più che altro con l'arrivo di notizie. Dunque è possibile che se tu abbia affidato per esempio la compravendita a qualcuno che se ne occupa, magari ti avviserà, magari può anche essere che ti proponga delle cose che ti mettano di fronte ad una decisione. Benissimo. Allora, io per questa sera vi saluto, anche perché non ho ancora terminato, come dicevo all'inizio, il mio lavoro, perché è venerdì ed è il giorno che io dedico ai riequilibri energetici, dunque ora mi metto subito al lavoro per le persone su cui appunto applico questi protocolli di riallineamento, anche il Marietto ora comincerà, anzi probabilmente ha già cominciato perché è di là. Vi auguro dunque un buonissimo fine settimana e vi ricordo l'appuntamento di lunedì alle 21:30 sempre su questo canale. Grazie a tutti per la partecipazione e se non sono riuscita a rispondervi, vi ricordo appunto che potete tornare a trovarmi lunedì alle 21:30. Grazie a tutti, buona serata.